Per un marchio nato 30 anni fa dalla voglia di Miuccia di esprimere con libertà il proprio stile più estremo, questo è un numero impressionante. Provare a spiegarne il successo non porta risposte conclusive, permette di cogliere la complessità di quella che viene comunemente definita la regina della moda. Una donna che ha saputo trasformare in lusso i suoi enigmatici paradossi. Miuccia stessa non sa dare una vera motivazione a questo momento straordinario per le creazioni della sua Miu Miu. Lei semplicemente sta continuando a portare avanti la sua idea di moda, a disegnare i capi che più le piacciono con una totale libertà creativa, senza alcuna vera strategia preventiva. Le viene naturale questo stile che nasce dal suo continuo interrogarsi sulla realtà. Ogni mattina quando mi sveglio devo decidere se voglio sentirmi una quindicenne o una donna vicino al suo funerale, dice Miuccia a marzo del 2024. Questa è Miu Miu. La voce che avete ascoltato è di Tommaso Ebert e ci ha letto un brano del suo ultimo libro che si intitola Prada. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Prada è, come recita il suo sottotitolo, una storia di famiglia, quindi non solo la biografia di Miuccia, anche se è lei la protagonista assoluta della storia ed è lei che campeggia in copertina, ma la storia di una famiglia, appunto, il cui cognome è diventato uno dei brand più famosi del mondo. Prada inizia con il nonno di Miuccia, Mario, e suo fratello Martino, nei primi del Novecento, e arriva fino alla notizia che Prada ha firmato una tuta spaziale per la NASA. Quindi non solo la storia di una famiglia, ma anche un po' la nostra. Tommaso, tu sei il direttore della redazione milanese di Bloomberg e hai una passione per le biografie. Hai scritto quella di Marchionne, quella di Leonardo Del Vecchio e ora scrivi di Prada. Innanzitutto mi viene da pensare che ti piacciono i potenti, ma quelli con carattere, una definizione nella quale Miuccia rientra perfettamente. Ma a parte gli scherzi, perché lei? Allora, la verità è che a me piacciono le persone e le storie delle persone e mi sono ritrovato per caso a raccontare delle storie di potenti. Ho iniziato con la biografia di Sergio Marchionne senza aver mai prima letto una biografia in vita mia. Io ho sempre letto tantissima narrativa, romanzi, non ho mai letto saggi in vita mia, devo ammettere. E ho scritto la storia di Sergio Marchionne, che è stato un po' quasi un romanzo di formazione. Ho raccontato un po' la mia vita da cronista e quello che avevo capito di Marchionne, con cui alla fine avevo un rapporto molto intimo, quindi è stata quasi un'elaborazione del lutto quel libro. È nato senza alcuna strategia. La mia mentore capa Heather Harris da Londra mi ha detto: secondo me questa storia devi raccontarla. L'ho scritta in un mese e poi ha funzionato e mi ha permesso di scrivere un altro libro, mettiamola così. Io di mestiere scrivo in inglese, mentre i miei libri li scrivo in italiano. È una via di fuga dalla cronaca finanziaria, dalla pressione del giornalismo finanziario che ho tutti i giorni, e quindi mi ha permesso di scrivere un altro libro. Ovviamente il mio editore dice: sai, questo ha funzionato, raccontiamo un'altra storia di economia, anche perché è vicino al tuo giornalismo. E lì sono arrivato a Leonardo Del Vecchio, che collega, diciamo, un po' i miei due mondi: il Veneto, dove sono nato e cresciuto, e Milano, che è la mia città d'adozione. Dopo aver raccontato quello che per me è stato forse il più grande manager italiano dai tempi di Enrico Mattei, uno degli imprenditori che più rappresenta l'imprenditore italiano uomo del secondo dopoguerra, volevo raccontare una storia che fosse anche femminile e anche una storia che fosse un po' più complessa, perché questa è una famiglia, una coppia, e mi sono avvicinato alla figura di Miuccia Prada e ne sono rimasto affascinato, veramente affascinato. Non sapevo niente di Prada, non so niente di moda, non mi ero mai avvicinato al mondo della moda, se non in una mia piccola partecipazione a una sfilata quando avevo 9 anni, ma insomma è un mondo che non conoscevo e quindi mi ci sono avvicinato e l'ho trovato particolarmente molto più interessante di quanto pensassi, molto più profondo di quanto pensassi, e quindi ho deciso di andare avanti. E come spesso capita, inizialmente quando decido di scrivere un libro
non cerco mai il soggetto più facile. La famiglia Prada è una famiglia molto riservata, molto schiva, non cercava e non cerca nessuna visibilità. Quindi forse anche questa ritrosia in qualche modo mi ha fatto venire ancora di più voglia di cercare qualcosa. Facendo ricerche per il libro hai scoperto una cosa che nemmeno Prada sapeva, e cioè che non è vero che, come dice la narrazione ufficiale, Prada fosse in galleria nel 1913. Un dettaglio che sembra influente, ma non lo è, soprattutto se è sempre stato un pezzo della loro storia. Come hanno preso questa tua scoperta? Guarda, bene, nel senso, io ero un po' preoccupato. Come ti dicevo, ho iniziato a scrivere questo libro che è una biografia, come tutte le mie, non ufficiale, non autorizzata, in cui ovviamente anche per il tipo di carica, insomma, di posizione professionale, cerco sempre accesso ai protagonisti, ma diciamo racconto quello che vedo io, il mio modo di vedere le persone, no? E quindi quando scopro che la vera storia di Prada è un po' diversa, nulla diciamo di scandaloso, però è diversa da quella che è stata sempre raccontata, ho detto, ecco, diciamo questo forse non mi aiuterà ad ottenere accesso. Invece la signora Prada, la signora Miuccia, la chiamo la signora perché lei per tutti è la signora, insomma non ho avuto grandi risposte negative e pensavo che forse perché non le interessasse. In realtà, poi parlando con le persone molto vicine a lei, alcune delle persone che con lei hanno lavorato dal punto di vista diciamo creativo e intellettuale negli ultimi 30 anni, come Michael Rock, che è un grande designer americano che in qualche modo ha costruito un po' la narrazione su Prada, la verità è che a Miuccia Prada del passato non è mai interessato, perché ha sempre guardato avanti, è una vera modernista, no? E quindi ha preso per buono quello che aveva raccontato il nonno, che in alcuni casi era palesemente contrario a quello che poi è successo. Oltre a raccontare che il negozio arriva in galleria 10 anni dopo di quando è stato aperto, ho anche scoperto altre cose, no? Ad esempio nel negozio di Prada nel negozio storico in Galleria Vittorio Emanuele a Milano ci sono 2 grandi quadri e secondo la storia ufficiale sono del 1917. Basta guardarli e ci si rende conto che uno dei 2 quadri, pannelli poi sono, che è realizzato da uno scenografo della Scala, dipinge il piroscafo Rex. Il Rex è un piroscafo che viene varato nel 1931, quindi non poteva essere il 1900, ed è il piroscafo con cui il nonno Mario va negli Stati Uniti a comprare i bauli che poi rivende a Milano come bauli Prada. Bastava guardarlo, quindi proprio non gli interessava particolarmente. Tra l'altro il piroscafo che viene raccontato da Federico Fellini in Amarcord, quindi ha tutto un suo, quindi ci poteva costruire una narrazione semmai molto più sexy raccontando la storia, e che proprio così me ne sto rendendo conto adesso che insomma di biografie ne ho fatta più di una e ne ho anche letta qualcuna, che in Italia c'è una tendenza soprattutto da parte degli imprenditori di prima generazione, e Miuccia e Bertelli lo sono anche se ereditano diciamo un negozio ma loro lo trasformano in impresa, a guardare sempre in avanti e non a preoccuparsi di quello che c'era prima, per cui va a finire che se non c'è uno come me che decide di raccontare le loro storie, in alcuni casi, in entrambi i casi anche di Del Vecchio, loro riluttanti perché non hanno mai pensato di raccontarsi, queste storie rischiano poi di perdersi perché nessuno sa veramente cosa è successo. Io ho ricercato veramente archivi comunali, la Biblioteca Centrale di Roma, volevo proprio capire, a un certo punto mi sono incapponito per cercare di capire qual era la vera storia di Prada, perché nelle foto tra il 1910 e il 1920 non trovavo Prada in Galleria Vittorio Emanuele. La storia nota di Miuccia è piena di topos, tra cui il più famoso la vuole giovane femminista in Saint Laurent in sezione o alle manifestazioni. Tu che l'hai studiata, che idea ti sei fatto? Chi era Prada prima di essere Prada? Allora, Miuccia Prada incarna proprio la milanesità in qualche modo, con diciamo quel suo animo, con quel suo spirito quasi asciutto nel fare le cose, ma è una milanesità che fa le cose. Allora, Miuccia, secondo me, è veramente una figlia della borghesia milanese del primo dopoguerra e vive quella stagione che poi era una stagione che sembrava veramente poter cambiare il mondo, e lei l'ha vissuta appieno e ha portato questa sua voglia di cambiamento in quello che era diventato ormai un vecchio negozio in galleria un po' stantio, e lei ha portato questa forza nel negozio di famiglia, cambiandone completamente il destino e poi cambiando veramente il mondo della moda, perché io nella mia ignoranza l'ho scoperto studiando Miuccia Prada. Effettivamente lei è, se non la prima, quella che porta
all'estremizzazione un concetto diverso nel mondo della moda. Miuccia Prada non veste una donna trasformandola in un cliché di bellezza maschile, ma veste la donna con dei vestiti in cui quella donna emancipata si può sentire rappresentata, e quindi porta anche il concetto di brutto nella moda, che se vogliamo è rivoluzionario. Poi casualmente, tra virgolette, nel farlo diventa anche miliardaria. Però, come tutti i grandi imprenditori che mi sono ritrovato a raccontare, hai ragione, racconti storie di potenti, mi piacerebbe prima o poi poter raccontare, diciamo, anche storie di persone. Io credo che tutte le storie abbiano il diritto di essere raccontate e hanno anche la bellezza di essere raccontate, quindi la mia vittoria sarà quando potrò fare un libro con le vite minuscole, no? Un grandissimo romanzo. E quello che determina la grandezza, no? È un gruppo che in borsa vale 20 miliardi adesso, no? È proprio perché Miuccia Prada e Patrizio Bertelli non l'hanno mai fatto per soldi. Cioè, questo non vuol dire che non gli piacciono, no? Ma l'obiettivo non è mai stato diventare ricchi. L'obiettivo è stato fare delle cose che per loro avessero un senso e sfidassero la loro. All'inizio era una sfida contro il perbenismo, una sfida contro quello che era il sistema della moda. Fare delle cose che avessero intellettualmente un senso, e nel farlo hanno trovato un pubblico che li ha fatti diventare miliardari. Ma in tutte le grandi storie imprenditori l'obiettivo non è diventare ricchi, l'obiettivo è fare le cose che credi siano giuste. L'hai citato, Patrizio Bertelli, questo incontro tra i due è un po' anche questo avvolto nel mistero, non si capisce, c'è di mezzo una causa, una fiera, non si sa. Però che cosa porta Bertelli nella vita e nel lavoro di Miuccia? Ma guarda, è un incontro fondamentale. Lo dice Miuccia spesso: se non ci fosse stato Bertelli tutto questo non sarebbe mai successo. Perché cosa succede? Miuccia Prada entra nel negozio di famiglia con la volontà, no, di portare il nuovo e in qualche modo con un gusto, diciamo, nel preservare le cose rivoluzionarie che aveva fatto il nonno, che era un personaggio particolarmente interessante, però non ha nessuna esperienza industriale, aziendale, economica, quindi arriva con delle idee. Patrizio Bertelli è un uomo che invece è già un imprenditore di successo e che invece è, diciamo, malato di prodotti e di industria. È un uomo veramente appassionato del proprio lavoro, burbero, vulcanico, si possono raccontare una marea di aneddoti. Si incontrano, come si incontrano rimane nel mistero, tu poi, anche se lo chiedi ai protagonisti, io ho studiato 700 pagine di interviste, oltre che, diciamo, aver parlato con persone che hanno lavorato con loro. Nel corso degli anni ti cambiano, diciamo, l'idea. Sicuramente si sono incontrati a una fiera, probabilmente non in tribunale come si raccontava, ma insomma il Bertelli probabilmente faceva delle borse molto simili a quelle di Prada e Miuccia ha detto: ma come, sono le mie borse, sono le tue, tu non le sai fare, no? Ci piace pensare che sia nato un po' come uno scontro, anche se in realtà alcune fonti mi hanno raccontato che Bertelli già produceva per Prada prima, ma non importa. Bertelli porta l'industria, ed è questa la grande differenza di Prada rispetto ad altri marchi del lusso e della moda italiani, perché Prada sin dall'inizio fa design, Miuccia, e produzione direttamente. E il mantra di Bertelli è l'integrazione verticale, cioè controllo tutto io, faccio tutto io, che a dirla così sembra un modo padronale di vedere le cose, ma è l'unico modo che ti permette di controllare tutto il processo produttivo e commerciale. Quindi è un incontro tra due anime diverse che rimangono, si incontrano e si scontrano, diciamo, diverse per tutta la loro vita e la loro carriera, ma che permette a Prada di essere un qualcosa di unico e che a un certo punto fa sì che loro si scambino. Cioè, il Bertelli, ti raccontano, è uno che può stare con te a bere il caffè, gli viene un'idea e su un tovagliolo disegna una borsa. Come Miuccia, quando si devono quotare in Cina, è anche lei che dice: ah, però perché no? È una cosa che nessuno ha mai fatto, facciamola noi. Quindi poi è un po' più complicato che dire lei è la designer e lui è l'industriale, però effettivamente è un incontro che cambia le loro vite. Tu ci hai confessato non sei proprio un fashionista, diciamo. Dici che appunto citavi questa tua sfilata di moda. Vorrei ricordare che il marchio era Pop 84, per quelli che non erano nati, era un brand molto famoso negli anni 80. Ecco, tu che appunto guardi tutto questo da fuori, come te lo spieghi questo successo? Allora, devo mettere due cose. La prima, che da quando vado alle sfilate di Prada sto un po' più attento a come mi vesto.
devo ammettere, e non le avevo mai guardate in vita mia, guardo le borse delle persone. Mi era mai successo prima in vita mia, guardo le borse delle persone. E alcune mi piacciono, altre no. No, quello che trovo super interessante è uno che, e lo dice Miuccia spesso, che la moda e come noi ci vestiamo è un qualcosa di profondo, che invece viene sempre scambiato come una cosa estremamente effimera. Ma la faccia che noi vogliamo mostrare al mondo è quella che decidiamo di indossare ogni mattina. Quindi io ho visto, ho studiato, ho letto un sacco di cose, ho visto dei video interessanti di Raf Simons, che è il co-direttore creativo di Prada, che hanno una visione abbastanza simile. Sostanzialmente loro dicono che tu scegli la tua uniforme in qualche modo, no? Che ti fa stare bene, con cui credi di essere ben rappresentato. Quindi è una scelta che alla fine è importante. Quindi quando ci vestiamo la mattina tutti noi facciamo moda. La cosa che trovo incredibile, le sfilate, io non ne ho viste tante in vita mia, molte delle ultime di Prada, diciamo, e pensavo fossero, insomma, mi ricordo le mie della Pop 84, avanti e indietro, e a me all'epoca era piaciuto più perché avevo guardato per la prima volta delle ragazze cresciute, avevo un bambino, c'era un po' di ragazze semisvestite che quindi a noi preadolescenti erano particolarmente interessati negli anni '80. Quello che trovo interessante delle sfilate di Prada è che sono una bomba, cioè tu per 12 minuti ti arriva questa botta allo stomaco, questa musica techno elettronica pazzesca, questi modelli che camminano velocemente con uno sguardo strano, io non capisco bene cos'è, ma è una figata. E tu stai questi 10 minuti, almeno io nel mio caso, cioè delle volte mi viene da ballare, cioè mi faccio prendere da questa roba qui che è un po' angosciante, un po' fastidiosa, un po' mi piace, non capisco bene cos'è, ma sono 10 minuti veramente di adrenalina che mi piacciono molto, quindi li ho trovati veramente interessanti. E poi c'è la liturgia. Miuccia Prada alla fine di ogni sfilata esce, si mostra per quei 3 secondi, tutti si girano verso Miuccia Prada e Raf Simons adesso da quando l'ha affiancata, esce, saluta, tutti fanno fotografie e video per quei 5 secondi e poi scompare e la gente rimane veramente invisibile. E poi c'è questa corsa nel backstage dove tutti spingono come dei pazzi, per fortuna diciamo la mia carriera rugbistica aiuta, per arrivare vicino a lei, e tu vedi queste persone vestite in modo più diverso che sono lì solo per potersi fare un selfie con Miuccia Prada. E però se vedi Miuccia Prada in quell'occasione ti rendi conto che invece è una persona in carne e ossa, cioè c'è una grande, diciamo, secondo me, differenza tra l'icona dei fashionisti e la persona Miuccia Prada, che siccome ha sempre preservato molto la persona, nessuno veramente conosce, quindi c'è questa icona che è stata creata che probabilmente è un po' diversa da quella che è la vera Miuccia Prada. Questa dicotomia secondo me è molto interessante. Prada è un gruppo un po' anomalo per dei motivi, alcuni li hai già citati, perché produce quasi tutto in casa, perché non ha venduto ai grandi gruppi Kering, LVMH, e perché la questione della successione, che per altri gruppi è un tabù proprio nemmeno pronunciabile, lì è già stata un po' risolta facendo entrare Raf Simons. Ralph Simons dalla parte, diciamo, stilistica e Lorenzo da quella manageriale. Esatto. Allora, pensi che queste 3 anomalie rimarranno tali e si dimostreranno vincenti? Allora, posso darti 2 risposte, una di cuore e una da direttore di Bloomberg News. La risposta di cuore è forse sì, perché Prada è una, e ce ne sono tante altre, adesso non è che voglio dire che Prada è unica, però è una di quelle aziende dove respiri, capisci che c'è qualcosa di diverso, cioè non è solo un'azienda, diventa un clan in qualche modo, no? Per cui in qualche modo tutti proteggono la signora all'interno dell'azienda, tutti si muovono con la velocità della luce, che è la velocità di pensiero di Miuccia Prada. C'è uno spirito di corpo in qualche modo, che è un qualcosa di simile a quello che io avevo trovato ad esempio nella Agordo di Luxottica. Tu quando entri in Prada ti rendi conto di non sei in un'azienda normale, non so come spiegarlo nelle parole. E quindi questa Pradaness, questa specialità, loro stanno provando a tramandare, e pensare di farlo è un qualcosa che non molti fanno, no? Perché in tante aziende familiari italiane non si può parlare di successione perché è vietato, è un tabù, no? Perché il patriarca vivrà per sempre. Invece loro la stanno pianificando e Lorenzo si sta prendendo veramente in carico
la gestione della nuova Prada. E per il momento, ti dicono gli analisti, non hanno sbagliato un colpo negli ultimi 5 anni. Miu Miu in questo momento, che è un momento difficilissimo per il lusso, ha raddoppiato le vendite nel terzo trimestre, mentre gli altri sono disperati in Cina, quindi qualcosa sta succedendo. Se la guardi con i grandi numeri, in qualche modo non c'è speranza per nessuno che non sia un grande gruppo. Sono troppo più grandi e i costi diventano sempre più alti. Pensiamo a quelli immobiliari, nelle grandi vie del lusso, Monte Napoleone, la Fifth Avenue, nei mall cinesi, gli investimenti sono miliardari. No, se guardiamo i numeri, Prada fattura 5 miliardi all'anno, LVMH fattura, io lo dico scusami in inglese, ne fattura più di 80, no? E quindi se spendere 1 miliardo per un investimento immobiliare ha una differenza notevole se ne fatturi 5 o ne fatturi 80. Quindi se la guardi puramente razionalmente dici nel lunghissimo termine come faranno? C'è da dire che però alla fine dipenderà un po' da loro, cioè è profittevole, i margini sono molto alti, se diciamo le nuove generazioni vorranno crederci e rimanere, nessuno li sbatterà fuori dal mercato in questo momento, però sta diventando sempre più difficile. Ahimè, io che da un po' di anni ormai seguo il capitalismo familiare italiano, quando mi sono laureato io negli anni 90 c'era il grande mito del piccolo è bello e dei distretti. Ahimè, il piccolo non è più bello. Per poter sopravvivere o sei una nicchia incredibile oppure le dimensioni dell'azienda contano, e questo in qualsiasi settore, anche in quello del lusso. Che cos'è la fondazione per Miuccia? È tutto, diciamo. Per Miuccia la fondazione è la ragione per cui vendere borsette è importante. Questa è la verità. È il suo modo di dare qualcosa indietro ed è il suo modo di interrogarsi sulla realtà. E la cosa incredibile, e poi vabbè, io ho la sindrome di Stoccolma sulle persone di cui racconto, per cui poi a un certo punto tu ti costruisci il tuo personaggio che rispecchia più o meno quello originale, ma quello che io ho capito è che per lei è veramente fondamentale due cose. La prima è interrogarsi sulla realtà, e lei usa l'arte per interrogarsi sulla realtà. La seconda, dare qualcosa indietro a diciamo, in particolar modo alla sua città, e la fondazione ha cambiato Milano, e per anni ha avuto paura di dirlo. Cioè non è voluta essere direttrice della fondazione, in fondazione da nessuna parte vedi un logo Prada, perché voleva assolutamente tenere separate le due cose. Adesso ho un po' fatto pace anche con questa cosa, col pensiero femminista che se ti guadagni i tuoi soldi poi li puoi spendere, e lei li spende nella fondazione, ma nella fondazione, le mostre della fondazione non sono mai ammiccanti, sono sempre estreme, sono mostre che lei utilizza per ragionare sull'arte, e forse questo è anche le ragioni del successo della fondazione al di là dei confini, però è veramente importante per lei. Anni fa io ho intervistato Miuccia Prada per Vanity Fair ed è stato un incontro veramente divertente in cui lei mi ha raccontato tante cose. Io quando sono uscita ero felicissima perché ho detto wow, che intervista che ho. Però poi ho voluto rileggere l'intervista e mi ha chiesto di togliere quelle che secondo me erano le cose più belle. Quanta collaborazione e quanta censura hai avuto nella stesura di questo libro? Allora, io credo di aver citato la tua intervista, comunque me la ricordo bene, perché tu nell'attacco dici Miuccia mi ha chiesto di togliere le cose che secondo me erano più belle dell'intervista, quindi non le hai messe ma l'hai fatto capire. Allora, censura zero, la mia è una biografia non autorizzata, per cui diciamo rispondo solo io di quello che ho scritto. Collaborazione diciamo on the record, come diciamo noi, quindi non c'è stata, però mi è stato garantito l'accesso man mano che si sono resi conto che il mio era un lavoro. L'unica cosa positiva è che il mio è un lavoro intellettualmente onesto, mettiamola così, no? Io volevo raccontare questa storia, non è che sono partito con secondi fini. Questa cosa credo che secondo me a un certo punto sia stata capita, e quindi ho avuto accesso all'azienda, agli archivi dell'azienda, alle persone intellettualmente più vicine a Miuccia, e poi il libro finisce con diciamo Miuccia che dice che ci dobbiamo vedere a bere un caffè, però il libro finisce lì, quindi anche io non dico altro. Vabbè, ma io ti faccio dire altro facendoti una domanda. Hai addosso qualcosa di Prada? No, assolutamente no. Ma a parte che non credo di potermelo permettere, la verità è che io ho seguito Fiat Marchionne per 10 anni e per 10 anni ho guidato una Toyota Auris del 2008. Marchionne me la voleva rigare una volta al Salone di Ginevra come puro simbolo di indipendenza. Ho scritto la biografia di Del Vecchio, sono stato molto attento a non avere occhiali Luxottica,
Per cui è un piccolo vanto, un segno di indipendenza, diciamo, non avere nulla di Prada addosso. Devo ammettere che vedendo l'ultima sfilata, e qui fa vedere che sono fashionista, ho visto delle cose che mi sarebbero anche piaciute, perché non ci avrei mai creduto in vita mia. Nel libro racconto che insomma mi vesto di nero perché la cosa un po' divertente, no? È che in realtà ognuno pensa come vestirsi. Io ad esempio mi vesto di nero perché sono convinto che mi dia autorevolezza e mi sembra, sono piccolino, bisogna essere un po' più smilzo col nero, mettiamola così. Quindi come vedi sono vestito di nero per questo motivo. Va bene, abbiamo dato voce a Prada di Tommaso Ebert, Sperling e Kupfer. Voce ai Libri è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini, la cura editoriale di Francesca Milano, la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci, il project manager è Marco Paltrinieri, il producer è Alex Peverengo, il coordinamento della post-produzione è di Matteo Scelsa, il fonico di studio è Luca Posse.